Approvato il bilancio consuntivo per l'anno 2023 e il bilancio preventivo per il 2024 dell'Ordine degli Architetti di Agrigento nel corso dell'assemblea annuale degli iscritti, dopo la relazione del Presidente e del Tesoriere, è stato approvato il bilancio consuntivo di uno dei più produttivi anni della storia dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, l'anno del centenario della fondazione degli Ordini degli Architetti Italiani. A fronte di un bilancio in pareggio, afferma il Presidente dell'Ordine Rino Lamendola, nel 2023 abbiamo portato avanti una serie di attività a tutela della categoria e della buona architettura, ma anche quale soggetto promotore dello sviluppo socio-economico del territorio provinciale. Per l'anno corrente, conclude Lamendola, il progetto forte è quello di lanciare Mediterranea, una biennale di arte e architettura nella Valle dei Templi della città, che potrebbe coinvolgere artisti e architetti di chiara fama internazionale, i quali a partire dal 2025, con cadenza biennale, sarebbero chiamati a offrire il loro contributo artistico e professionale per alimentare un crescente contributo culturale tra i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, stimolando contestualmente nuova arte, nuova architettura contemporanea di qualità. L'idea che l'Ordine intende portare avanti all'unisono con le istituzioni competenti costituirebbe un notevole elemento di attrazione turistica e rilancerebbe Agrigento quale porta d'Europa nel Mediterraneo, proprio nell'anno in cui si celebra la nomina della città dei Templi a capitale italiana della cultura.